veramente è il Baba più ridicolo che abbiamo dato nella nostra trasmissione, assolutamente ridicolo. Sì, devo dire che nonostante la concorrenza sia agguerrita, però questo dal punto di vista del ridicolo puro vince. Sì, lui no, non ha rivali, perché poi adesso almeno che la smetta di finire, caspita, andrà in onda, avrà anche un certo successo, io immagino, perché la figura di Mussolini interessa sempre nel bene e nel male, e quindi naturalmente godrà anche i frutti di questa interpretazione che tanto lo fa soffrire, poverino, o come soffre perché ha fatto il duce, ma va all'inferno. Sì, direi che è il commento appropriato. Tra l'altro, secondo me la nota più ridicola all'interno di questa vicenda ridicola l'ha appunto consegnata lui sia alla Stampa che al Corriere. Ha raccontato che il dolore più grande lo ha dato alla nonna, perché lei lo ha fatto crescere con valori antifascisti, ogni anno gli regala la tessera dell'ANPI e quindi, come dire, ha dovuto addirittura vedere in anteprima la serie con la nonna. Con tutto il rispetto della nonna, come dire, non ho molte parole all'altezza della situazione. Ma roba da matti, mi sembrano atteggiamenti infantili che non meritano neanche di essere presi sul serio, sono assolutamente infantili, qualcosa di che ci scappa una risata più che indignazione. Sì, decisamente. Il ridicolo li seppellirà, dicevano i sessantottini, no? È vero, è così. Tra È l'altro così anche questo antifascismo di maniera, ma non se ne può più, caspita, ma dov'è sto fascismo? È morto, sepolto, non ci sono camicie nere. Uno fa un saluto romano e dicono che è fascista, ma se è romano il saluto lo faceva Giulio Cesare, che cazzo c'è il duce? Certo, ma tu come te lo spieghi questo, come dire, questo eterno ritorno dell'antifascismo nel dibattito, che poi nel dibattito e non nella realtà quotidiana, però nel dibattito c'è sempre. Sì, c'è sempre, perché la politica non ha molta fantasia, come sappiamo, e quindi si aggrappa a l'antifascismo, che è diventato una specie di refrain, e quindi non si finisce mai di parlarne, e poi si vedono fascisti da tutte le parti, io non ne conosco neanche uno, ma comunque è diventata non so, è un tic, e non riusciremo a estirpare questa mentalità stucchevole, assolutamente non ce la faremo. Andremo avanti ancora di antifascismo chissà per quanti anni. Che perché viene il sospetto che fascista sia tutto ciò che non è sinistra, specie quando governa, diciamo, in questo paese, Sì, no? sì. È verissimo, è così. Purtroppo si vedono fascisti dappertutto perché non hanno altri temi, altri argomenti, non hanno una solida programmazione politica, e allora si attaccano all'antifascismo per attaccare avversari che al fascismo non pensano neppure così per scherzo. Sì, assolutamente. Tra l'altro ormai siamo al paradosso in cui si dà del fascista veramente a chiunque, compreso a un mega miliardario americano libertino come Elon Musk, che credo sia il contrario del fascismo, obiettivamente. Sì, è verissimo. Siamo, diciamo, a livello comico, perché non c'è un altro modo per interpretare questi fenomeni assurdi che si verificano quotidianamente. Questa volta c'è Luca Marinelli che ha dato una linfa notevole a questo modo di pensare, però non è il primo, anzi è l'ultimo di una lunga serie che è destinata a proseguire. Temo di sì. Devo dirti che però una bella lezione a Marinelli l'ha data il collega Claudio Spadaro, che ha interpretato Mussolini ben 4 volte, perché come dire fisicamente si prestava molto, tra cui per Zeffirelli, per Carlo Lizzani, cioè insomma non proprio per delle per intellettuali perfino superiori ascurati, diciamo. E lui ha detto: io sono antifascista, ma non sono mai stato male per aver interpretato Mussolini, ecco. Certo, perché è così, è un lavoro fare l'attore, no? Puoi interpretare anche il diavolo, cosa fai? Poi piangi, ma io non lo so, sono cose veramente assurde che io non riesco neanche a capire.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, per esempio, ci sono grandi attori, che so, Bruno Ganz ha interpretato Hitler, no? In un famoso film, La caduta. Non credo che dal giorno dopo si svegliasse facendo il saluto nazista, no? Ecco, francamente. Ma sono cose veramente assurde. E questa volta lo diamo con enfasi il Bamba a Luca Marinelli, perché merita di essere portato in giro il suo nome per quella stupidaggine che ha detto, che lui soffre per aver fatto il Duce. No. Lo diamo con enorme enfasi. Chi crede di essere il Duce? Ti faccio una proposta: potrebbe, per espiare la sua sofferenza, non so, restituire il compenso che ha avuto per questa serie. Potrebbe essere un'idea? Sì, però guarda, sono anche sicuro che non lo farà mai, perché sai, pecunia non olet, si diceva, no? Certo. Perché i soldi non sono fascisti. Diciamo che hanno scacciato la sofferenza, ecco, mettiamola così. Sì, è vero. E insomma, cari ascoltatori, abbiamo un tizio, Luca Marinelli, che piange per aver interpretato Mussolini. Pensa tu, siamo arrivati a questo punto. Questo è lo stato dell'arte. Direi che la cronaca è il miglior commento in questo caso, perché si commenta da sé. Ti ringrazio come al solito di essere stato con noi e ti do appuntamento a settimana prossima. Ok, un saluto a tutti, grazie. Ciao direttore, a presto. Ciao. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita.